Per coloro che non sopportano più il traffico nostrano, un suggerimento: vadano in Somalia, dove le automobili sono relativamente poche. Per il resto, quelli che amano le comodità hanno sempre modo di sistemarsi in un albergo moderno come questo, da dove uscendo capita spesso di imbattersi in gente amica per scambiare 4 chiacchiere. A proposito, notate l'eleganza dell'abbigliamento femminile somalo, basato sulla coloratissima futa, un tessuto in cotone senza cuciture, drappeggiato tutto attorno al corpo. La Somalia, eccola, quella popolare, musulmana, le donne da una parte e gli uomini dall'altra, in una sarabanda di gesti e di musica. A giudicare dalla ressa non si direbbe che ci troviamo in un paese di 1,5 milioni di abitanti, sparsi su un territorio grande quasi 2 volte l'Italia, ma i somali amano la compagnia, l'allegria, sono la gente più mite di tutto il continente africano. Fantasia all'equatore, la cui linea diritta passa poco più giù di Mogadiscio, nel basso Giuba, sempre in Somalia, non lontano dal Kenya. Giovanotti di tutte le età celebrano il loro rito liberatorio nel movimento instancabile dei corpi, un'innocenza che in Europa si è persa per strada da un pezzo. Ai turisti non resta che guardare. Capodanno a Mogadiscio, c'è posto per tutti, anche per gli ospiti di qualche giorno. In fin dei conti i balli di oggigiorno arrivano dritti dal continente africano, dalla Somalia più che altrove, vastissima spiaggia emersa dall'Oceano Indiano e dal Mar Rosso, a prodo di una ventina di popoli spinti dal vento d'Arabia o scesi dal cuore del continente. Somalia, arrivederci. Il folklore popolare stilizzato in un ballo già elaborato, costruito per un pubblico. Il passato diventa presente. Una ragazza, 2 ragazze, l'anima e il corpo. E molto impegno soprattutto. Ritmo, musica, un clima tiepido e dolce nel cuore di una stagione che qui da noi, in Italia, si chiama inverno. Questione di pelle e di sole. Fantasia all'equatore, qualche parallelo in meno e molta voglia di vivere in più.